Ben ritrovati con Target, il vostro salotto settimanale su Televideo Agrigento. Vi propone quelle che sono le belle, le grandi, le piccole, comunque le perfette eccellenze del territorio agrigentino e non solo. Trasmettiamo sull'LCN 92, praticamente in quasi tutta la Sicilia, e poi naturalmente il nostro segnale è in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. La stessa programmazione dell'etere viene riproposta sul sito, quindi praticamente visibile in ogni parte. Il vostro salotto, il vostro talk show non può naturalmente che ricordare, come si sta facendo in questi giorni, la grande figura di Maurizio Costanzo, quello che ha fatto proprio il talk show in televisione. Anche noi in piccolo con Target ci siamo un po' ispirati a lui, a quello che ha proposto in questi decenni della sua attività, proprio nel comunicare, nell'amplificare quelle che sono le voci, le associazioni, i personaggi del territorio che altrimenti insomma non avrebbero voce altrove. Ed è proprio per questo che ogni volta ad inizio di trasmissione noi vogliamo ribadire l'importanza della televisione privata, della televisione regionale, locale, senza la quale tantissime voci non avrebbero amplificazione e non potrebbero comunicare quelle che sono le loro iniziative. Quindi credo che bisognerebbe veramente rifondare la legge sulla editoria privata nazionale affinché le TV private non debbano essere gravate da questo pesante fardello che è il pagamento del canone e altre cose. Comunque non sto qui a dirvelo, anzi dovrebbero essere incentivate e aiutate. Dopo questo preambolo, anche questa sera avremmo, anzi ho degli ospiti importanti, trascorreremo insieme circa un'ora, vi faremo conoscere quelle che sono le loro attività, i messaggi che loro vi lanceranno, e con la speranza che voi insomma sarete lì per tutta l'ora a seguirci. Passo subito quindi a presentarvi i miei ospiti. Iniziamo come al solito dalla mia sinistra, Enza Ierna, un gradito ritorno a Target. Lei è la presidente della società Dante Alighieri, comitato di Agrigento. Antonio Liotta, anche lui un assiduo frequentatore di Target, tra le altre cose editore di Medinove, insomma non stiamo lì ad elencare quali sono le tue attività. Saluti a tutti. Diciamo editore Medinove e attualmente vice sindaco di Favara, ecco, abbiniamo queste due cariche. Grazie. Poi c'è Maria Concetta De Marco, anche lei è benvenuta e anzi ben ritrovata a Target. Grazie. Lei è una scrittrice, parleremo delle sue ultime opere. E poi il rappresentante dei consumatori, partito in sordina, è diventato pezzo grosso, insomma, vedete. Grazie, buonasera. Nella sua importanza è vicepresidente regionale di Consumer, una delle più importanti associazioni di consumatori, Giuseppe Di Miceli. E il nostro ospite musicale, una delle figure più importanti del panorama siciliano per quanto riguarda appunto quella che è la nostra tradizione, sia cantata o comunque elaborata da altri, ma soprattutto per quella che è la sua produzione, recentemente come cantautore singolo, ma una storia quasi cinquantennale, insomma 40 più o meno, con il folklore, con la tradizione popolare siciliana. Giuseppe Calabrese. Un mio saluto. Il Maurizio Costanzo lo abbiamo ricordato e ci avviamo subito a questo nostro incontro che insomma parlerà di aspetti importanti della cultura, ma subito io, siccome non voglio dare anche una sgasata direttamente, coinvolgo Giuseppe Di Miceli, che iniziamo a individuare qualche piccolo grande problema dei consumatori. Per esempio, scegliendo un bussolotto a caso, questa rottamazione che ancora non si è capito come funziona, Giuseppe. Cioè, almeno io non l'ho capito, l'ho studiata, l'ho guardata, forse ci vorrebbe magari, così, non lo so, parlarne singolarmente per ogni tipologia e cercare un po' di capire se veramente è di aiuto per i cittadini che per varie vicissitudini magari si sono trovati e si trovano in difficoltà con il fisco. Quindi un discorso generale: è valida, ci vuole la rottamazione?
Allora, una rottamazione ci vuole può sembrare un controsenso in termini, ma questa confusione di cui parli tu, che è reale, è dovuta al continuo proliferare di modifiche legislative, in particolar modo l'ultima recente di qualche giorno fa nel decreto mille proroghe, dove di fatto vengono riaperti ancora una volta i termini per gli enti locali per poter aderire alla rottamazione. Cioè voi siete favorevoli perché qualcuno dice no, la rottamazione oppure lo stralcio, nel senso che le cartelle sotto i 1.000 euro vengono buttate via, vuol dire incentivare anche chi poi in maniera un po' furbesca non vuole pagare. Allora, si associano queste due cose? In questo periodo è uno strumento per la ripresa di fatto. Quindi è un aiuto allora? È un aiuto perché abbiamo avuto circostanze, la pandemia, dico per essere un criterio oggettivo e per essere onesti con noi stessi, che ha portato le persone a non poter pagare perché c'è stata l'interruzione delle attività, perché c'è la crisi che tutt'oggi ancora ne stiamo vedendo gli effetti, tanto è vero che le attività commerciali chiudono, i disoccupati aumentano nel nostro territorio, stiamo vedendo un pochettino il malessere sulle varie modifiche che si vorrebbero fare al reddito di cittadinanza dovute proprio alla precarietà nella quindi in linea generale tu sei d'accordo? Certo, poi certo. Il furbetto c'è sempre questo. No, ma anche perché questa rottamazione, allora l'evasore è sempre dietro la porta, lo fa di mestiere, anzi lo fa per piacere l'evasore, perché se diventa un mestiere secondo me non lo farebbe neanche. Per dirti il disprezzo che provo su questo tipo di persone che non pagano per il piacere di non pagare, per essere chiari e senza girare attorno alle parole. Però questa rottamazione di fatto innanzitutto non fa nessuno stralcio o riduzione delle imposte. Lo stralcio di cui si parla sono le cartelle, innanzitutto quelle antecedenti al 2010, che già sono abbondantemente prescritte. Dal 2010 al 2015 invece per le cartelle di importo inferiore ai 1.000 euro, quindi parliamo del nulla di fatto, perché l'evasore non è l'evasore di 1.000 euro con le sanzioni, giusto? Vengono completamente stracciate senza che l'utente faccia alcunché. Però attenzione, questo per quelle che sono le imposte nazionali. Poi approfondiremo, quindi diciamo questo è il tuo il primo input, insomma, per rinfrescare la memoria ai nostri telespettatori di chi è Giuseppe Di Micheli. Peppe, scusami solamente una precisazione che va fatta per distinguerla dalle altre rottamazioni. Questa rottamazione contempla anche le cartelle che sono state messe financo a giugno 2022 proprio come aiuto alla ripresa post pandemia. Perfetto, quindi poi magari poi approfondiremo il perché e come, le tipologie di. Però dico, per chiudere il ragionamento che facevamo, che è uno strumento diverso rispetto alle rottamazioni precedenti. Va bene. Enza Ierna, presidente della società Dante Alighieri, che nel nostro territorio promuove la cultura, ecco, questa secondo me sta alla base, e proprio recentemente avete presentato, insomma, il vostro programma per l'anno in corso. Sì, noi recentemente abbiamo presentato al Comune di Agrigento, quindi alla presenza del sindaco, il programma dell'anno, anche perché di solito noi programmiamo l'intera attività per l'anno proprio perché c'è una certa sistematicità. Ma prima di parlare del tuo programma, vogliamo anche rinfrescare ai nostri telespettatori che cos'è la società Dante Alighieri? Allora, la società Dante Alighieri è formata di vari comitati che sono alcuni a livello nazionale, quindi in Italia, e altri sparsi per il mondo. In mondo sono di più proprio quelli sparsi per il mondo. La finalità principale è quella di diffondere la lingua e la cultura italiana, però ogni comitato poi dà un taglio particolare. Sceglie una strada, insomma, dà una traccia. Cerca di tenere conto della realtà in cui opera e tenere conto anche di certi obiettivi e certe finalità. E da quest'anno la società Dante Alighieri si è fornita di una piattaforma
che è detta Dante Global, per cui tutte le attività che i comitati fanno vengono inseriti in questa diciamo, Dante Global, per cui in tutto il mondo, in qualsiasi periodo dell'anno, anche rimane sempre quindi come un archivio storico, possono andare a vedere quelle attività e con quelle tematiche anche scoprire determinate risorse e via dicendo. Bene, parleremo quindi di questo programma, delle cose ecco, che state e che avete preparato. L'obiettivo fondamentale nostro è quello di valorizzare i talenti nostri, perché noi ne abbiamo tantissimi, tanto che una delle attività, diciamo, maggiori è proprio quella di presentare sia autori di libri nostri, del nostro territorio, ma anche presentare altre realtà culturali, perché la cultura noi la vediamo in senso lato, quindi non limitata all'aspetto letterario e via dicendo. Bene, parleremo più tardi nel particolare del tuo programma, perché mi hai dato proprio l'assist parlando di libri, insomma, proprio accanto a te c'è Antonio Liotta, editore di Medinova, che insomma con un grande lavoro, con un grande sacrificio è diventata una delle più belle realtà editoriali minori, ecco, siamo maggiori, però diciamo che l'attività che oltre un ventennio, Antonio, o andiamo anche oltre? Come esistenza della Medinova sì, dal punto di vista di produzione di libri siamo 10-12 anni con una media di 10 titoli l'anno, infatti abbiamo... Quindi tra i produttori indipendenti insomma stiamo iniziando ad emergere. Sì, non si può più chiamare una casa editrice minore, già siamo nella cosiddetta indipendente, allora, media. ecco. Indipendente proprio per il modo di gestire, di scegliere intanto gli autori, di gestire la produzione, dove ecco, per dirla in maniera molto chiara, non si fa editoria a pagamento, perché nel bene o nel male ci sono editori che pubblicano a pagamento. Facendo un percorso indietro nel tempo, riesci a ricordare qual è stato il primo libro o comunque insomma uno dei primi libri che ha avuto scritto, certo, edizione Medinova? Ma il primo libro è stato, entrando nel concetto sempre delle microstorie, è stato un libro scritto da Vincenzo Arnone, Antonio Arnone, sulla toponomastica e beni culturali di Favara, a cui subito dopo è seguito la mafia delle miniere, cioè è un altro tema veramente importante. E adesso invece al marzo 2023 quanti titoli abbiamo? Siamo 130 titoli e negli non ultimi... possiamo veramente chiamarla minore allora. Negli ultimi mesi infatti ho portato, così anche per far vedere, l'ultimo in assoluto. Facciamo vedere solo la copertina dell'ultimo, sì. Poi parliamo più approfonditamente. L'ultimo in assoluto è ecco, questo libro. Se lo tieni così fermo, c'è l'operatore, sì, che adesso questo lo inquadra, ne puoi parlare. Sì. Sì, è l'ultimo in assoluto, che tra l'altro c'è l'autrice qui e ne parlerà lei. Ma io proprio per questo ti ho spinto, e poi parleremo, approfondiremo naturalmente di quello. Se vuoi posso fare vedere anche qualche altro titolo. Più tardi ne parliamo, perché incontriamo e conosciamo e salutiamo anche Maria Concetta De Marco, proprio una delle autrici di Medinova, con il suo Sogni Blu, che è l'ultimo nato. Quando è nato questo? È stato presentato ufficialmente l'11 febbraio scorso, quindi praticamente poche settimane fa. È il più piccolino della casa Medinova, l'ultimo nato, ed è l'ultimo nato anche a casa mia, tra i miei figli di carta, che sono 3. Sono tutti, hanno la caratteristica di avere nel titolo il termine blu, quindi Specchio Blu è il primo, Ali Blu è il secondo e Sogni Blu è il terzo. E prima di approfondire specifichiamo soltanto perché c'è la presenza del blu. Perché il blu, oltre ad essere il mio colore preferito, per la cromoterapia è un colore rilassante
che induce alla calma, alla riflessione, alla pace, il colore della notte, il colore del cielo, il colore del manto della Madonna, quindi ha anche un qualcosa di Di spirituale. religioso. Bene, approfondiremo anche con Maria Concetta il suo essere blu in diverse sfaccettature. E conosciamo anche Peppe Calabrese, mio grande amico, come dicevo, da oltre 40 anni, una delle voci e anche dei musicisti più importanti nel panorama siciliano per quanto riguarda la bella grande tradizione della nostra isola. E adesso insomma stai cercando, anzi hai già cercato perché lo hai realizzato, di essere un cantautore personale. Un cantautore proprio però in dialetto, sempre in dialetto perché non lascio mai le mie radici. Dandalieri era allora, no, anche perché Dandalieri poteva anche parlare in dialetto toscano. No, in dialetto siciliano, sì. da chiarire. Questo è diciamo che ho realizzato lingua, come diceva Federico II, una lingua. Ha visto la bella correzione? Sì. Quindi che ho voluto realizzare attraverso un CD, che era un progetto che tenevo chiuso nel cassetto. È un CD che dal titolo che Mari Maggi. Il mare non è femminile, è maschile, anche se i francesi dicono la mer, no? Però ho voluto dare questa connotazione femminile perché il mare è stato sempre visto come foriero di tragedie. Ne assistiamo quotidianamente e ne abbiamo la prova. Peppe Calabrese, grande fondatore, cofondatore del gruppo popolare favarese, poi trasformato in compagnia popolare favarese con grandissime presenze in campo nazionale ed internazionale. Come nasce Peppe Calabrese, musicista, chitarrista, cantante? Nasce dall'infanzia. Dall'infanzia. Mio nonno ci allietava le serate e le feste con una chitarra antica tra l'altro, prendeva 3-4 note e allietava le serate. Un semplice giro di do, insomma. Antonio lo conosceva mio nonno. L'ho conosciuto. L'ha conosciuto, diciamo, era una persona allegra. È lui che ti ha indirizzato? Sì, guardando le sue dita dove metteva nei tasti della chitarra, io sui tasti della chitarra, io poi andavo addirittura per imparare di più perché allora non ci poteva permettere di avere un maestro di musica, andavo nei matrimoni, mi sedevo vicino ai suonatori, ai musicisti e vedevo dove mettevano le dita, come suonavano, quindi questa è una passione che risale. Avevo 10 anni. Certo, ma poi da ragazzo, insomma, considerata l'età che la sappiamo, dico, generalmente i tuoi amici si sono un po' più indirizzati sul cantautorato, insomma, sulle serate, anche su Battisti. Ma anche io ho iniziato con la musica leggera, sì. La musica pop, diciamo. Però poi ho incontrato Antonio Zarcone e Maurizio Piscopo e Peppe Piscopo, che mi hanno chiesto se avevo intenzione perché poi io sono andato nel gruppo Valdagragas, ho fatto questa esperienza di 4 anni. Quindi già la lingua siciliana, la canzone, le sonorità sono entrate dentro. Poi ho conosciuto Peppe e Antonio e mi hanno detto perché non viene a suonare. Il gruppo popolare favarese ormai nella storia della tradizione popolare. Fine anni 70? Negli anni 70, sì, negli anni 70. Abbiamo fatto il Festival Meridionale dell'Unità, abbiamo fatto il Folk Studio, eravamo vicini a Lucio Dalla, a De Gregori, insomma, persone avete importanti. Incontrato grandi personaggi. Abbiamo lavorato con Melo Freni, abbiamo conosciuto Ignazio Buttitta. Sì, me lo ricordo. Almeno dalle foto e da quelle dagli altri racconti che Maurizio è venuto a fare qui. Bene, più tardi parleremo però di questo ultimo tuo lavoro, sì. Mari Matri, ci spieghi come nasce e qual è, insomma, le sonorità e i messaggi che manda. Ritorniamo quindi, insomma, abbiamo un po' conosciuto così per grandi linee i nostri ospiti. Adesso dedicheremo qualche minuto in più per approfondire le tematiche, ad iniziare proprio dalla società Dante Alighieri. Dicevamo promozione
e conoscenza della lingua siciliana, della cultura, con particolare riferimento al territorio in cui si opera. Qual è il percorso del 2023 allora? Dicevo, proprio una nostra finalità principale è quella di valorizzare i nostri talenti, sia in ambito letterario, quindi come libri, come autori, e anche come editori, e poi anche valorizzare coloro i quali rappresentano la cultura in senso lato, quindi dalla musica al canto, anche relazioni su tematiche particolari. Noi abbiamo un obiettivo principale, cioè coloro i quali svolgono delle attività per la Dante lo fanno in maniera volontaria, quindi senza nessun, diciamo, compenso economico, tant'è che noi non chiediamo contributi a nessuno, e diciamo proprio coloro i quali sentono la cultura, piacere e volontariato, sì, sentono la cultura proprio per il valore che sa, mettono a disposizione, diciamo, le loro competenze, le loro abilità, le loro attitudini, e quindi ecco che questo è anche un aspetto particolare che caratterizza l'attività della Dante. Io leggendo così qua e là anche nell'incontro, nella presentazione che avete fatto con il sindaco di Agrigento Miccichè, il vostro programma è intitolato Arte, Mare, sì, Memoria. Infatti mi collegavo proprio con quello che diceva il collega che poco fa ha parlato. Abbiamo messo arte, mare, memoria perché sono tre aspetti fondamentali, io dico, della nostra identità, ma anche dell'essere nostro come sicilianità, italianità. Arte proprio perché, come dicevo poc'anzi, noi cerchiamo di far vedere tutto quello che rappresenta l'arte nel nostro territorio, e quindi valorizzare anche non solo le persone ma anche i siti, i luoghi. Mare perché proprio quest'anno abbiamo dato questa tematica principale, il mare sotto le varie sfaccettature, il mare che in fondo ha portato ad essere Agrigento al centro del Mediterraneo, e quindi anche al centro dal punto di vista antropologico e culturale. E poi memoria perché è evidente che non ci può essere presente e futuro se non ci colleghiamo alle nostre radici, alla nostra memoria. L'aspetto forse principale che caratterizza l'attività della Dante è che noi cerchiamo di formare delle reti, cioè pensiamo che il contributo, l'apporto di idee, anche di punti di vista diversi, perché sono realtà diverse, possono contribuire a rafforzare quello che noi cerchiamo di diffondere, non solo nel territorio ma nell'intera, diciamo, attività della Dante nazionale e mondiale. E noi abbiamo delle reti e dei protocolli d'intesa con la Medinova già da alcuni anni, con altre, con l'università, con il Museo Diocesano, col Comune di Agrigento, con l'Archivio di Stato, e quindi sono, diciamo, enti, realtà che contribuiscono ad allargare quindi questo orizzonte e queste nostre attività. Ci sono pure i vari l'UNESCO, l'Accademia Teatrale di Sicilia, il Cerchio, e poi anche i vari ordini professionali. Abbiamo gli ordini una collaborazione a tantissimo raggio. Perché pensiamo che ognuno di loro può contribuire sia come idee ma anche come attività culturale, perché cultura va inteso in senso lato. Noi difatti abbiamo siglato l'ultimo protocollo d'intesa siglato, è stato quello con l'Ordine dei Medici, già avevamo siglato quello con l'Ordine degli Ingegneri, dei Geologi e degli Architetti, mentre l'anno precedente avevamo fatto con l'Università Mudia e anche la Medinova. Perché? Perché pensiamo che lavorare in rete serve e rafforza di più i risultati. Ma chi sono chiamiamolo così, i tuoi collaboratori, quelli che ti stanno vicino? Cioè chi è il volontario tipo della Dante Alighieri? Noi i volontari tipi li troviamo in tutti i settori, dal settore, ecco, per esempio casa editrice, gli autori, noi abbiamo l'ultimo libro che abbiamo presentato è stato quello di Enzo Di Natali, sempre edito Medinova, proprio che parlava di bioetica. E autori del Novecento, quindi molto particolare,
e anche perché noi rivolgiamo molta Quindi, della oltre nostra... alla ricerca le vai a trovare, insomma, pure. Sì, no, vai a ma scovare, vengono ecco. loro, anziché difatti nel programma che noi abbiamo già un elenco di autori che hanno il piacere anche che venga presentato insieme con la Dante. Leggevo pure che fate, o dovreste fare, o l'avete già fatto, questo però non l'ho capito, un riferimento a quella che è la storia di Acragas, sì. di Agrigento, cioè proprio dall'Acragas all'Agrigento di oggi. Difatti quando parlavamo di memoria è proprio questo, perché noi cerchiamo di abbracciare varie tematiche che interessano il territorio, ma che servono anche a proiettare il nostro territorio Agrigento, che diciamo è un territorio meraviglioso, sia dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista di risorse ambientali e via dicendo, quindi andare anche a vedere quella che è la nostra memoria attraverso l'Archivio di Stato. Per esempio noi abbiamo anche programmato 3 concorsi, questi concorsi sono vari, alcuni di poesia, altri di racconti, proprio perché cerchiamo di scovare quelle persone che a volte sono bravissimi però tengono nascosto in un cassetto le loro opere. Sono più riservati magari o hanno paura delle luci della ribalta. E quindi, come dicevo, noi rivolgiamo anche agli studenti, perché pensiamo che proprio loro possano essere il nostro futuro, ma anche sono il nostro presente, che è la cosa principale. Che bel lavoro allora della società Dante Alighieri. Cioè, è una grande realtà, se posso aggiungere, non solo organizzativa, ma nel nome di Dante si va dal pensiero appunto dantesco all'applicazione pratica nel territorio, e quindi valorizzazione del pensiero dantesco, ma nello stesso tempo vicino alla realtà culturale territoriale. Questo credo che sia l'anello magico, diciamo, che fa grande la Dante Alighieri, e poi con l'impegno che mette la Presidente Enza Ierna veramente c'è un mare di attività. Posso aggiungere una cosa, un volontariato culturale che noi abbiamo trovato è stato il dottore Liotta, perché nell'anno precedente e anche quest'anno molte relazioni sono tenute da dottore Liotta, e vi devo dire con molta franchezza che molti comitati che seguivano l'anno scorso a distanza mi hanno chiesto di poter avere la relazione anche del dottore Liotta, difatti poi te l'ho chiesto, proprio per questo fa capire come, ecco, di non chiudere tutto qui tra di noi, ma di allargarlo verso altri orizzonti, perché magari il dottore Liotta in un altro comitato, dico Crotone, Bari, non sarebbe stato conosciuto, invece ascoltandolo vedono che vogliono le relazioni perché diventano oggetto sono di altri interessanti. incontri. Ritorniamo al consumer e ai consumatori. Abbiamo dato un po' così, insomma, un'infarinatura generale di questo bailamme della rottamazione. Giuseppe, vogliamo entrare un po' nel particolare, insomma, magari nel vedere, nello spiegare che cosa succederà, che cosa soprattutto deve fare anche il cittadino che ha necessità di aderire a questo programma. Allora, partiamo dalla facilità di adesione da parte del cittadino a questa rottamazione. Una facilità, dicevo, incredibile, perché ormai siamo tutti digitalizzati, abbiamo l'identità digitale, il famoso SPID o la CIE, cioè la carta d'identità elettronica, che ci consente di accedere direttamente al portale dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione, quindi sul web. Una volta fatto l'accesso, automaticamente già ci porta alla schermata della rottamazione quater, o meglio al profilo del soggetto, dove ci dice qual è la nostra posizione debitoria e quale poi la procedura da seguire per l'adesione. E ci dà sei già entrato naturalmente. Sì, è facile? È facile? Sì, è molto semplice, perché nel momento in cui si clicca sull'accesso del cittadino, basta inserire le proprie credenziali dello SPID e quindi automaticamente il portale ti riconosce come soggetto col tuo codice fiscale e ti porta nella tua area, dove vengono identificate tutte le cartelle esattoriali a te inviate o che dovranno essere inviate a te, magari ancora non sono state notificate.
ti dice quali sono i tuoi debiti, ogni cartella puoi analizzarla e verificare qual è l'ente che l'ha emessa, quindi se nel caso di contestazione, perché è chiaro che le cartelle, attenzione, a volte ci sono delle cartelle pazze, ne abbiamo parlato tantissime volte, quindi che magari su tributi già pagati e quindi automaticamente devi dimostrare che di fatto quel ruolo non è corretto. Ma c'è anche, diciamo, l'aspetto quello, diciamo, normale e tradizionale, cioè che io o che ho difficoltà con lo SPID o che proprio non ce l'ho, posso andare dal patronato, dal mio ragioniere, esatto, e iniziare dal tuo consulente alla tua sì. associazione. Noi come associazione dei consumatori lo facciamo pure questo. Io presso il mio studio legale appunto certo, magari anche chiedere delucidazioni che uno a prima acchito potrebbe non capire. È chiaro, no, ci mancherebbe. Oppure direttamente il cittadino può andare allo sportello dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione oggi, che è in piazza Metella ad Agrigento, e lì chiedere procedere, perché insomma esattamente ormai l'Agenzia delle Entrate e Riscossione riceve per appuntamento che tu devi fissare sempre online sul sito. O tramite anche il centralino, quindi puoi chiedere che cosa inserite in questo cassetto, Giuseppe? Quale tipologia di cartelle? Che so, le multe, l'industria non pagata, la spazzatura, cosa troviamo? Allora lì dobbiamo trovare, lì andiamo a trovare il grande calderone dell'imposizione al cittadino. In questo calderone è una bella minestra, sai, perché partono da imposte nazionali. Dico, però. È un po' salata, sì, esattamente. Cioè, può venire il colesterolo. Qui abbiamo un medico. Andando nello specifico, quali sono le cartelle che noi abbiamo, che rottameranno così, insomma? Allora, ad oggi già che vengono rottamate sono tutte le imposte nazionali o meglio, tutte le cartelle che contengono delle imposte nazionali per un importo inferiore a 1.000 euro fino all'anno 2015, automaticamente al 30 di aprile 2023 in questo famoso portale di cui parlavo io poco fa, verranno già eliminate, cancellate. Una cartella invece di 1.500 euro. Una cartella di 1.500 euro no, resta in vita, però lì va pagata solo l'imposta e non anche gli interessi e le sanzioni. Che tipologia di cartella? La cartella, ecco, hai fatto la domanda pertinentissima. Da ignorante, perché è una persona interessata. Dico una domanda molto pertinente, perché lì bisogna capire chi è l'ente creditore. L'ente creditore, se è un ente nazionale, lo Stato, per capirci, abbiamo problemi di IRPEF non pagata, come ad esempio o l'IRAP per gli imprenditori. Quindi anche sulla dichiarazione dei redditi. Esatto, nel momento in cui c'è, lì automaticamente si aderisce l'agevolazione per il cittadino. Cos'è? Di pagare solo, chiamiamolo così, la sorte capitale, l'imposta? No, paghi l'imposta, così come avresti dovuto pagarla ai tempi, però hai l'agevolazione di poterla pagare ora o in un'unica soluzione, o è gravata di almeno il 35%, almeno il 30, più poi c'è ritardato pagamento, si va dal 30 al 100% delle sanzioni. Questo viene tolto? Sì, esattamente, vengono tolti non solo questa sanzione del 30% o del 100% dell'imposta, attenzione a secondo di quale imposta parliamo, ma vengono tolte anche le sanzioni, cioè gli interessi, e restano le spese di notifica. Una volta quantificato quello che è appunto il quantum da andare a pagare, che succede? Una volta quantificato quello che è, noi possiamo fare una scelta, noi cittadini, o pagarla in un'unica soluzione o chiedere la rateizzazione, che è fino a 5 anni con 18 rate trimestrali, che sono le vecchie 72 rate se ci facciamo i calcoli, perché di fatto 18 rate trimestrali vengono spalmate nei 5 anni a venire. Adesso ho un po' più di chiarezza, però c'è un problema particolare che riguarda invece quello che sono le imposte e le cartelle locali dei comuni. Di questo ne parleremo dopo, va bene? Ok. Posso fare una domanda così che penso se che... fai una domanda deve dare una risposta però. Veloce, dai. Cioè, la rottamazione vale solo per la persona fisica o anche per associazioni, società?
altre... No, la rottamazione Sì, perché penso che sia utile fare capire. No, la rottamazione questa volta non è solo per il singolo, ma va anche per i possessori di partita IVA, che siano essi. È importante fare. Certo, grazie. Va bene, allora Peppe Calabrese, abbiamo detto, diciamo, questo tuo percorso, questo tuo importante essere musicista, autore e anche cantautore, che ti ha portato a lavorare per realizzare Mari Matri. In poche parole, di cosa si tratta? Si tratta di un progetto che avevo messo in un cassetto e che da tanto tempo sono dei brani composti da 9 me. brani, leggo? 9 brani, sì, che hanno, diciamo, un unico motivo, un leitmotiv, che è quello prima di tutto culturale, perché storico, di attualità e sociale. Ci sono brani come Mari Matri parla di immigrazione ed è un tema attualissimo. Il mare visto come però non come mare nostrum, cioè strumento di potere, ma sum, come dicevano i latini, di coloro che lo vogliono, vengono da noi per poter avere una possibilità di sopravvivenza, scappano dalle guerre, dalle dittature, dalla fame, e quindi ho pensato a questo mare come una madre che accoglie, che nutre, che accompagna. Era questo, ed è questo il titolo di tutto il CD. Gianni Nicola Caracoglia è un grande, è un amico mio, un giornalista. Scrive per te che con Mari Matri Giuseppe si è lasciato trasportare dal bisogno di sperimentare e ricercare anche nuove sonorità. Sì, io ho fatto tanto tempo musica con delle strumentazioni, degli strumenti musicali che facevano parte della tradizione popolare. Era una musica, ed è una musica minimalista, quella essenziale, chitarra, mandolino, fisarmonica. La musica prima dobbiamo dire che la musica popolare era la musica della voce, soltanto della voce, poi sono stati uniti e messi gli strumenti musicali nei primi del Novecento, però e poi man mano si è arricchita. Io, siccome ho fatto questo lavoro per tantissimi anni, allora ho voluto un pochettino avvicinarmi a quelle che erano le sonorità più attuali, con degli strumenti diversi, per avvicinarmi anche ai giovani, perché i giovani sentono la chitarra da sola, il marranzano, ed era una cosa troppo riduttiva. Allora ho voluto mettere delle sonorità, ho voluto aggiungere il violoncello di Mauro Cottone, che è un grande musicista pure lui, di Osvaldo Rizzo, la chitarra, il liuto, oppure il violino, oppure il pianoforte. Devo dire che la direzione artistica di questo CD l'ha curata Graziano Mossuto, che è un polistrumentista e che fisarmonica, piano, fisarmonica, suona diversi strumenti musicali, il sassofono di Gaetano Agro, il violino di Salvatore Cusumano. Sì. Quante belle collaborazioni. Sì, e devo dire che è stato un lavoro molto molto curato, con delle sonorità che a me sono piaciute. Piaceranno sicuramente anche ai nostri telespettatori, perché noi ti abbiamo rubato un video che credo forse sia la canzone una della Nipù, dedicato ai bambini, a tutti i fanciulli e a tutti i nipotini. È la canzone trainante oppure no, sì, è trainante perché è una filastrocca. Questa canzone usa un linguaggio che è di comunicazione, di bisillabe, quelle che si usavano una volta, cocò, pepè, per dire le cose. Cocò erano le cornie, o i pepè, le scarpe, e a spasso, oppure a Nennè, il seno materno. La vogliamo vedere e sentire subito direttamente. Okay. Piero, puoi mandarci per favore Nipù inserita nell'album Mari Matri di Giuseppe Peppe Calabrese. Mamma
mi dona nenè, mi lava e mi veste di re, s'annaca e mi dice ngua quando si bello si tutto a topa. Papà mi metti pepe, no, ma cate cocò. Mamma mi disse di sì e lui no mi portani a te. Nepo se ficia popò, cadì, non si sa più fu. Insomma, ci devi te, chi di Dio e domani vide. Mamma mi dona nenè, mi lava e mi veste di re, s'annaca e mi dice mamma quanto si bello se tutto a topà. Papà mi metti pepe, no, mi doni cocò. Mamma mi dici di sì e l'uno no mi portani a te. No, so che c'è, l'udignoso e le gatti vide. No, corremo, si non da moci, ti vitti e ti ingheso. C'è bubù, cadì e non si sa più che fu. Insomma, ci detti te, chi di oggi e domani vide. Mamma mi dona nenè, mi lava e mi veste di re, s'annaca e mi dice mamma come si bello se tutto a trovare. Come si bello se tutto a topà, come si bello se tutto a topà. Bellissima, veramente, complimenti Peppe Calabrese, Mari Madri. Ritorniamo ai nostri libri con Maria Concetta De Marco e il suo Blu. Dicevamo, l'aveva presentati lei, Specchio Blu, Ali Blu e adesso Sogni Blu. Cosa troviamo dentro, Maria Concetta? Troviamo una serie di racconti in Sogni Blu, che è proprio l'ultimo, insomma, che è approfondiamo l'ultimo, questo. sì, ci sono 13 racconti. Se lo tieni fermo, sì. Camera me la sono in quadra. Continua diciamo, il filo iniziato con Specchio Blu. I racconti contengono ricordi d'infanzia. Molte persone che leggono questo libro mi dicono, anche gli altri, anche precedenti, mi dicono che si riconoscono in alcune storie che io racconto per quello che loro ricordano. E poi storie inventate o tratte da... Allora, in questo praticamente sono quasi tutte vere, se non addirittura tutte. Romanzate un pochettino. Sono chiaramente romanzate, i nomi sono inventati, però le storie hanno una base vera. Addirittura c'è un racconto che è ambientato nel 1500, quindi ho dovuto fare delle ricerche per quanto riguarda l'abbigliamento che si utilizzava, gli strumenti musicali, le danze che si facevano, perché si racconta, in particolare si racconta di una festa in maschera ambientata a Venezia, quindi insomma parliamo del carnevale. Ed è la storia della nascita della tragedia di Romeo e Giulietta, che noi conosciamo come scritta da Shakespeare. In realtà inizialmente la scrisse un italiano, quindi possiamo andarne fieri,
lui si chiamava Luigi da Porto. Il mio intento nello scrivere questi racconti è quello di restituire memoria e giustizia a persone e a fatti che nella loro vita ne hanno avuta poca di giustizia o non ne hanno avuta affatto. Ma Maria Concetta, essere scrittrice è il tuo lavoro o è la tua passione? È soltanto la mia passione, nasce dalla passione per la lettura. Io leggo da quando ero piccolina e la passione per la scrittura è nata in tempi molto più recenti. Lo diceva anche il mio maestro, leggi, più sai scrivere. Sì, io ho cominciato a scrivere, o meglio ho pubblicato Specchio Blu nel 2017, scrivevo già da qualche anno ma non lo sapeva nessuno. Quindi scrivevo di nascosto. Antonio Liotta, perché allora Medianova decide di pubblicare gli scritti di Maria Concetta De Marco? La risposta è molto semplice. Medianova punta alla qualità di scrittura, qualità di contenuti, capacità anche comunicativa, cioè una serie di elementi che promuovono alla fine cultura. Gli scritti di Maria Concetta, che devo dire, e lei lo sa perché l'abbiamo affermato diverse volte, hanno avuto una crescita di qualità in maniera veramente egregia e oggi si presenta ai lettori con questa opera che va a completare un po' una specie diciamo di trilogia sempre nel blu, ma che ha raggiunto livelli veramente alti di scrittura. Non è un caso per esempio che i 3 libri, sia anche questo che è uscito da poco, alcuni racconti sono stati già premiati perché hanno partecipato anche a dei concorsi. Si può estrapolare, insomma, sì, già prima ancora che fosse pubblicato il libro. E complessivamente lei ha raggiunto 58 premi con i 3 libri. Ancora questo troverà altri premi, perché io penso che sicuramente insomma qualche concorso veramente importante troverà ad essere premiato. Mi piace dire che questo libro, ecco, lo presento io, ha una bellissima copertina. E qui c'entra il discorso delle collaborazioni che ci sono con Medianova. Questa copertina è fatta da Sergio Criminisi, che ha saputo interpretare in maniera veramente perfetta il contenuto che c'è dentro, l'umanità che ne viene fuori, la ricchezza di sentimenti che racconti stimola. La collaborazione che dicevamo prima. Sì. Vorrei ritornare di nuovo un po' su Maria Concetta nel dire che appunto chi scrive naturalmente, penso io, insomma, ce l'ha un po' formattato in testa, no? Tutto quello che deve scrivere, magari fa una prima stesura, poi magari può cambiare qualche parola, lo elabora, lo ricontrolla. Come avviene questa nascita, Maria Concetta? Allora l'idea... Oppure tu tutta d'un botto è finita? No. L'idea arriva magari da un qualcosa che mi sento raccontare da qualcuno, un'amica, un parente, e quella storia mi rimane in testa. Non è che penso adesso scrivo un racconto, a un certo momento mi torna in mente quella storia, al che inizio a scrivere qualcosa. Il titolo non arriva mai subito, arriva in genere quasi alla fine del racconto. Quindi lo scrivere non è come leggere. Io per esempio se leggo un libro lo finisco subito, se no lo metto di lato e non lo finisco per più. Me lo scrivere non è così. Devo andare veloce, invece lo scrivere è meditato. Io impiego in media dai 20 giorni a un mese per scrivere ogni singolo racconto. I miei sono racconti brevi, non sono più brevissimi. Deve essere ponderato, deve essere anche meditato, la ricerca di parole, del linguaggio, di come impostare la frase. Anche perché poi lo rileggo tante volte, cerco la parola più giusta. L'italiano, io dico sempre che l'italiano è una lingua meravigliosa, però bisogna conoscere, lo so, è difficile perché bisogna conoscere il significato specifico di ogni singolo termine. A volte ci sono dei termini che sono molto più precisi per indicare quello che tu veramente vuoi dire. Per fare, diciamo, il paragone, io purtroppo non ho studiato l'inglese, me ne duole, però per esempio noi abbiamo il, lo, la, loro hanno te, va, è
finire tutti i conti. Cioè, no, è molto più semplice l'inglese per dire, nel senso che Sì. anche nelle parole l'italiano ha bisogno. Allora, come dici tu, di una ricerca io più mi sento di specifica. difendere anche l'inglese perché ho studiato inglese. No, però è più semplice, no? Così È mi più dicono, è semplice molto sotto più certi semplice. aspetti. L'inglese ha un vocabolario anch'esso vasto e anche lì bisogna andare alla ricerca del termine più giusto. Ma l'italiano è la nostra lingua e l'italiano è ricco di aggettivazione, è ricco di avverbi che sono delle parti della lingua meravigliose, e poi non dobbiamo dimenticare che è universale l'importanza della punteggiatura. Forse Antonio perché poco fa non l'ho detto, Sì. ma il disegno di Creminisi Sì. lo ha, diciamo, concepito lui cosa? Leggendo il tuo libro ha letto o alcuni parlando con te? racconti, No? no, non ha parlato, o meglio, con me ha parlato brevemente, ma lui ha letto alcuni racconti e dalla sua lettura, dalla sua riflessione è venuto fuori questo cuore, dal quale nasce un albero, le cui foglie non a caso sono delle stelle. Le stelle rappresentano i sogni. Lui dice che questi sogni a volte si avverano e quindi rimangono sull'albero, altre volte invece cadono perché non si avverano, però sono sempre sogni che nascono dal cuore. E in effetti, hai sposato subito questa foto? Sì, immediatamente, Sì, immediatamente appena l'ho visto. Sì, lui aveva già fatto delle altre prove, ma Sì. quando ho visto questa, devo dire che anche l'editore si è trovato subito d'accordo, perché rappresentava perfettamente il senso vero delle tematiche che io ho trattato. Bene, quindi Sogni blu di Maria Concetta De Marco, uno dei tanti titoli di Medinova. Antonio Liotta qui, insomma, ne ha portati qualcuno, insomma, anche noi, insomma, vogliamo dare la nostra amplificazione al lavoro che Antonio e Medinova svolgono per il territorio. Ho portato i libri di questi ultimi mesi, non so, per esempio Famiglie parallele, scritto da Giovanni Taglialavoro, conosciamo l'importante giornalista, l'autore Rai, sì. Dove c'è anche un saggio all'interno del libro fatto da Settimio Biondi, che arricchisce un po' la storia. Qui si parla dei Pancamo e della Loggia, c'è dentro il delitto Tantoi e tante altre cose. Bioetica e letteratura, di cui parlavamo poco fa, sì. È un libro assolutamente originale, perché praticamente diversi autori importanti vengono analizzati e quindi i temi della bioetica come sono trattati da autori come Pasolini, Maraini, Sciascia ed altri autori. Allora è un lavoro veramente importante. Da aggiungere anche che questo tipo di libro è l'unico a livello anche nazionale. Esatto, è quindi una la casa novità. editrice Medinova ha un libro che non si trovano in altre. Il peso del dubbio di Federico Licalzi, che sta riscuotendo veramente un valido successo, con una prefazione di Gaetano Savatteri, è il quinto libro che scrive Federico, il primo che con la Medinova, oppure il libro che completa la trilogia, la storia del nonno di Salvatore Indelicato. Lo abbiamo presentato qualche target fa. Esatto, proprio. e questo è il primo della trilogia, è una ristampa però rivisitata, allargata, con una bellissima prefazione e un lavoro di editing fatto da Alfonso Ueli. Antonio Liotta, medico, poi abbiamo scusa, si sta facendo conoscere questa produzione di Medinova. Ma prima di parlare di questo libro, Antonio, ma sei tu che vai a cercare l'autore o l'autore che viene da te? O comunque ci sono tutte le cose? Allora, guarda, ti devo dire che all'inizio naturalmente non era facile trovare gli autori, e quindi discussioni, cose, proposte, insomma, cose via. E devo dire che ora è cambiato tutto. Quindi è un nome pesante. Autori anche importanti che per fortuna ci si sente, dicono ma ho un libro scritto così, e quindi si collabora. Anche perché libri vengono solo scritti, stampati, o vengono anche venduti, Antonio? No, è chiaro che se non... No, non dico, parlo dei tuoi, ma in generale, no? Come si diceva che il libro, la carta stampata, allora, mass media, TikTok, chiaro, Facebook avevano un po'
forse cercato di bruciare, ma non ci sono riusciti. La carta non potrà morire, la carta non potrà morire. E i libri sono un prodotto, è frutto di tante collaborazioni. La tipologia della carta è importante, la grafica, il formato, le copertine hanno un loro appeal proprio perché devono così attirare. E cosa succede? Che è chiaro, una piccola o media casa editrice non si può permettere la commercializzazione come succede con i grandi marchi e naturalmente si fa fatica, però gli autori si impegnano, direi quasi sempre, qualche volta succede magari, insomma, vabbè, lasciamo stare, cioè, ma si impegnano sempre e si fanno tante presentazioni. Allora la presentazione serve per far conoscere meglio il libro. Questa è la storia Caterina, la sorella di Salvatore, la storia di Pippo Montalbano, in questo bel libro, e anche qua la copertina è di Sergio Cremonese. Poi non so, un altro, questo l'abbiamo visto? No. Poi guarda, il libro di Enzo Alessi, ecco, sì, che è straordinario di racconti, proprio un libro diciamo ironico ma amaro, perché praticamente fa capire come il potere a un certo punto cancella le verità. Ecco, questa è una delle cose importanti. E qui c'è una bellissima fotografia di Angelo Pitrone che è stata rielaborata da Nicolò D'Alessandro. Ecco, io ho fatto diversi nomi, ma questa è la forza. Vedo, insomma, che la copertina è un punto determinante, importante. Un libro che nel suo formato, nella sua cosa, diventano non certamente una novità come formato, ma è quello che permette, per esempio, per le poesie di avere una forma diversa, e questo è un'importante produzione, proprio testi poetici veramente veramente belli di Beniamino Biondi. Ecco, Beniamino Biondi è quello che ha fatto anche la prefazione del libro di Maria Concetta De Marco, e naturalmente c'è una collaborazione notevole con, come vedi, con tanti autori. Nicolò D'Alessandro ormai è il ecco, io strano non l'ho portato, guarda. Vabbè, lo potevi portare tutti. No, perché c'è il libro di Nicolò D'Alessandro, che in questi giorni sta avendo tante recensioni, che tratta la guerra ucraina, sembra un pamphlet proprio per come è scritto, ma è una disamina con i documenti quasi fatti in maniera cronologica dal 24 febbraio, da quando è iniziata la guerra, sino alla fine di novembre. Quindi un libro importante. Ultimi nati in casa Medinova. Sì. Ci avviamo quasi alla chiusura, io vedo l'orario ogni guerra è nebbia, il titolo del libro, veramente bello. È tiranno il tempo, quindi posso dedicarvi ancora pochi minuti e spero nella vostra capacità di sintesi. A proposito dell'Ucraina, noi abbiamo fatto dei corsi proprio a giugno dell'anno scorso, gratuiti, a distanza, per dare l'insegnamento dell'italiano di base, quindi le cose essenziali, ed erano collegati da San Bugo, da Santa Margherita Belice Vali. È un modo per rendere un servizio anche utile a questi che erano arrivati qui in Sicilia, nelle nostre parti. Nella vostra programmazione io vedo anche scritto San Calogero. Sì, cioè noi in sostanza, ecco, perché noi, come ti dicevo poc'anzi, cerchiamo di valorizzare anche il nostro territorio, quindi ci sarà un incontro dedicato ad alcune chiese particolari del nostro territorio. Saranno delle chiese di Montaperto, la chiesa di San Calogero, il santuario di San Calogero e Santa Maria dei Greci,
e anche la chiesa della Badiola, perché vogliamo far conoscere non a chi è ad Agrigento ma anche a chi è fuori di Agrigento delle nostre realtà. Tra le tematiche che abbiamo anche quest'anno porteremo avanti, che abbiamo individuato, c'è quello, siccome quest'anno è l'anno internazionale del dialogo come garanzia di pace, quindi un incontro sarà dedicato a questo, oltre a un concorso rivolto alle scuole, perché ecco, siamo convinti che il dialogo in tutti i contesti sia il mezzo migliore per risolvere qualsiasi problematica. Prima di ritornare alle nostre cartelle, pregherei, se è possibile, Maria Concetta, insomma, di darci un po' un saggio di quello che c'è scritto dentro, insomma, leggere 4-5 righe che secondo te, insomma, possono anche essere diciamo preziose per capire la tua scrittura e per capire il tuo lavoro. Allora, voglio fare un omaggio. Questi racconti sono ambientati in vari luoghi geografici, la maggior parte sono individuabili ma non sono nominati, però abbiamo un racconto ambientato a Lampedusa, uno a Palma di Montechiaro dichiaratamente e un altro sfacciatamente favarese. Oh, grazie. L'autore, La l'editore è storia- favarese, il conduttore è favarese, La storia mi è stata... il cantante è favarese, Quindi insomma il gioco in consumatore è casa, favarese, insomma, gioco in lo casa. mandiamo noi qua. La storia mi è stata ispirata da un vostro concittadino illustre che si chiama Nello, e Nello ne avete soltanto uno, Bene, famosissimo, sì, bene, Nello bene. Butticcia, il pasticcere del Caffè Italia. 3-4 righe per capire di cosa si tratta. Nello cercava di far piano, pur sapendo che sua madre aveva il sonno leggerissimo e avrebbe avvertito comunque anche i più lievi rumori che il ragazzo doveva necessariamente fare per vestirsi e sgattaiolare via in fretta dalla sua camera a quell'ora di notte. E Va bene come lo così? inserisci Nello in questo? No, lo dobbiamo leggere. Racconto la storia di Nello, della pasta Elena, pasta, ecco, del suo perfetto. papà. È un Il- racconto che sì, è sì, sì. ambientato nel 1965 Sì, sì, e sì, anni sì. precedenti Bene. e successivi fino ad oggi, perché è ancora vivo Nello, per fortuna. Giuseppe De Michele, abbiamo accantonato un po' E quelle anche che Cavaliere della Repubblica. Cavaliere della Repubblica, sì. Lo so, Quelle che l'ho sono scritto. le cartelle relative invece agli enti locali, quindi al comune. Queste, l'abbiamo detto, cioè il comune doveva non fare niente e quindi aderiva a quella nazionale, faceva la delibera e quindi si discostava, però anche le cartelle del comune in un certo senso possono essere rottamate, e in che modo? Attenzione, allora andiamo a fare subito una precisazione. Oggi col decreto 1000 proroghe viene chiarita la possibilità del comune di aderire alla rottamazione. Vengono date 3 opportunità. Il comune è silente, tace, non produce nessun atto, aderisce solo per le sanzioni e gli interessi. Nessuno stralcio Il capitale inferiore a si deve 1000 pagare. euro fino all'anno 2015. Il dovuto si deve pagare. L'imposta va pagata, poi quando verranno a luglio, mi sembra, la prima rata per il pagamento appunto della rottamazione, lì verranno tolte le sanzioni e gli interessi. Questa è la prima opzione. Seconda opzione: Fa l'atto deliberativo. fa l'atto deliberativo, aderisce alla rottamazione, quindi entro il 30 di aprile, perché attenzione, l'ente locale ha la possibilità di aderire, oggi è stato riaperto il termine, ieri era fino al 31 gennaio, oggi col decreto 1000 proroghe ha l'opportunità di aderire fino al 31 marzo e quindi per questo motivo la cancellazione, lo stralcio vero e proprio delle cartelle fino all'anno 2015 e fino all'importo di 1000 euro è stato postdatato dal 31 marzo al 30 aprile, proprio perché se il comune aderisce, anche quelle cartelle che hanno le imposte comunali, Tari, l'odiatissima Tari, la peggio ancora IMU e quant'altro, la Tasi, tutte queste imposte, se il comune dice io aderisco, verranno stralciate definitivamente senza che il cittadino debba fare alcunché, né presentare istanza né niente. Stop fino a 1000 euro fino all'anno 2015. Dall'anno 2016 e comunque superiore a 1000 euro verranno sempre tolte solo le sanzioni agli E interessi. si può pagare. Terza opzione:
cosa che ha già fatto, tra virgolette, il comune di Agrigento nel nostro territorio. Dice chiaramente, al 31 gennaio ha detto, il comune di Agrigento non aderisce alla rottamazione, quindi in questo caso niente sconto, chiamiamolo così, niente stralcio sulle sanzioni, niente stralcio sugli interessi, niente stralcio sulle cartelle fino a 1.000 euro per l'anno 2015. Il debito, per com'era, resta integralmente fino all'ultimo centesimo. Ho capito. Spero di essere stato chiaro. Sei stato chiarissimo. Ci avviamo alla conclusione, ancora insomma qualche minuto del nostro programma, perché devo ancora colloquiare con Peppe Calabrese, mentre dico agli altri miei ospiti, ma anche a Peppe Calabrese, che poi passeremo ai saluti. E a Target non si saluta grazie, arrivederci, no, è troppo semplice, lo dovete fare con un pensiero, con una frase, con una citazione, insomma con un qualcosa che caratterizza anche il perché voi siete qua, quindi avete il tempo di pensare, il tempo di una breve chiacchierata ancora con Peppe Calabrese e di una sua canzone. Dicevamo questo bello progetto, bellissimo progetto del mare, che è madre, poteva anche essere padre, però insomma la madre rende un po' di più, la madre rende un po' di più, sì. Questa bella collaborazione con tantissimi artisti del nostro territorio. Poco fa abbiamo sentito Nipù, gli altri 8 brani ce li vuoi un po' descrivere? Sì, sono dei brani che parlano di religiosità, di storia, perché un brano si intitola Franco il tiranno, spagnolo, nel 1936, quando c'è stato il colpo di Stato. Poi ci sono un brano che è dedicato a Calogero Marrone, deportato a Dachau, quindi nel campo di concentramento. Giusto. Poi c'è un canto che parla di ambiente, l'ambiente inteso come è come se io implorassi o invitassi la natura a venirci incontro, ma noi non siamo molto propensi. E si chiama Picchì. Ma perché succede tutto questo? Ed è come se io facessi un patto con la luna, con il mare, con il cielo, che ci dà tanto, però noi stiamo cercando. Vedo che lì hai il tuo CD. Lo vogliamo far vedere? Sì. Ci fermo così, anche in questo caso il nostro cameraman riuscirà a focalizzarlo per farlo vedere. Il CD si può trovare su YouTube e su Spotify, assieme anche al videoclip. Su YouTube basta cliccare Nipù e si vede anche il videoclip che ho voluto mettere. Poco fa abbiamo visto e sentito, però naturalmente tu sei qua, sei autore. Io vorrei proporre proprio la chitarra vorrei proporre proprio Mari Matri. Ecco, dobbiamo fare questa canzone è dedicata agli immigrati, ai bambini, a quelli che vengono allontanati dalla propria madre, dai propri cari, e stiamo parlando dell'Ucraina, stiamo parlando degli immigrati di tutte le parti del mondo, siriani, tutti indistintamente, che cercano un'avventura e poi insomma a volte concretizzano, a volte purtroppo no. Mari Matri, Peppe Calabrese. E vennu di lontano, l'acqua di lumari bagna li sopedi. E vennu di lontano, l'acqua di lumari bagna li sostenti. E vennu di lontano, l'acqua di lumari
naca di la Gevi. E venno di lontano, picca e la forza, e assai e lo coraggio. E venno, ma lassali gridare, lassali cantare, ma lassali volare. E venno e gridano più forti, sali di lumari, vince la mala sorte. E venno di lontano, l'acqua di lumari che tingi le banneri. E venno di lontano, l'acqua di lumari che tinge le bellezze. E venno di lontano, l'acqua di lumari che bagna le soccerezze. E venno di lontano, l'acqua di lumari, specchio dell'amore. E venno di lontano, picca e la forza e assai e lo coraggio. E venno e lassa di gridare, lassa di cantare e lassa di volare. E venno e gridano più forti, sali di lumari, vince la mala sorte. E venno di lontano, l'acqua di lumari che tinge le banneri. Bravissimo, grazie, bravo. veramente. Grazie allora a Peppe Calabrese, il nostro cantautore e suo Mari Matri. Il tuo saluto, Peppe. Il mio saluto è rivolto a quanti soffrono per tanti motivi, per le dittature, per le persecuzioni, per la fame, per la volontà e quindi per non consentire a questa gente, a queste persone di venire da noi e di accoglierli umanamente come meritano. Grazie a Giuseppe Di Miceli, vicepresidente regionale di Consumer. Il mio saluto va ai burocrati, con l'augurio che quando ricevono l'utenza, qualunque ufficio pubblico sia, si ricordino che loro a fine mese prendono lo stipendio. L'utenza che hanno davanti non è sicura più di arrivare a fine mese. Grazie a Maria Concetta De Marco, scrittrice. Io voglio concludere con le ultime 2 righe della nota che ho scritto al mio stesso libro. Vale per tutti noi, per me e per coloro che leggeranno queste pagine. Concedetemi, se questo è tutto un sogno, voglio continuare a sognare. Sogni blu, naturalmente. Grazie a Antonio Liotta, editore di Medinova. Ma io mi auguro e spero che chi ci ascolta possa comprare, leggere e diffondere i libri Medinova, perché significa dare voce a un progetto culturale. Medinova è cultura per andare oltre. Qui ci sono stati diversi libri, vi aspettano nei prossimi mesi delle pubblicazioni importanti.
e quindi non posso citare perché il tempo non c'è, ma un saluto, Antonio. Sì, perché ci saranno libri di Antonio Russello nuovi e ci sarà un libro importante di fotografia di Angelo Pitrone e poi tante altre cose ancora. Ne parleremo dopo. Leggete Medinova. Va bene, grazie Antonio Liotta, grazie a Elsa Ierna, Presidente Società Dante Alighieri, Comitato di Agrigento. Il saluto che do è quello di ricordarci i versi di Dante: fatti non voste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza, e che il dialogo sia sempre alla base di qualsiasi problematica quotidiana, ma anche problematiche più importanti e più forti. Grazie ai nostri gentili ospiti per essere stati qui con noi e grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. Buonasera. Buonasera. Buonasera.